Sindaco, il presidente della Proloco. Presidente, adesso arriva il bello, come dicevamo. Sì, adesso proprio arriva il bello, cominciamo. Dopo la pausa del Covid e altre vicissitudini riprendiamo la grande. Abbiamo investito parecchio in questa manifestazione, speriamo che tutto vada bene, quello è importante. Tra l'altro ci sono due date significative, 52esima mostra e 60esimo vostro della Proloco. Esatto, 52 anni di mostra è un traguardo importante, 60 anni della Proloco ancora di più. Abbiamo festeggiato proprio il mese scorso con la pubblicazione di un libro che parla di Re Frontolo, di personaggi di Re Frontolo curate dal dottor Perin, una pubblicazione molto interessante che ha riscosso il piacere e anche il consenso di tutto il comune e dei cittadini di Re Frontolo. Allora, è arrivato il bello e noi le lasciamo al bello perché il bello è fare festa. Sì, esatto, cominciamo, domani abbiamo una giornata importante, abbiamo la mostra dei vini con diversi vini importanti, il nostro Re Frontolo Passito, abbiamo la marcia del Re Frontolo Passito, si prevede un'affluenza di tanta gente, speriamo che tutto vada bene, come ho detto prima, perché è importante che tutto vada bene nel migliore dei modi, che la gente sia soddisfatta, che venga a Re Frontolo. Sicuramente sarà così. Speriamo. Sindaco, sottolineava il fatto che questa gente a Re Frontolo, ma da sempre diciamo, è sempre presente. Sì, effettivamente da sempre questa mostra attira parecchia gente, lo si è visto questa sera dove insomma dal palco vedere i numeri che c'erano qui faceva veramente piacere, vuol dire che la mostra insomma è apprezzata e è apprezzata perché evidentemente anche in passato ha saputo dare un servizio di qualità oltre che un prodotto di qualità. 52 anni sono tanti e ecco, qualsiasi evento che dura tutti questi anni vuol dire insomma che qualcosa di sostanziale c'è sotto, c'è sicuramente e appunto la gente che è qui lo dimostra insomma, e non nascondo che veramente non ne aspettavo neanche io tutta questa gente questa sera e fa veramente piacere per noi ma soprattutto per i volontari che poi ci mettono tempo e disponibilità per far sì che questi eventi possano essere realizzati. Sindaco, ho sottolineato il fatto che non c'è solo il Prosecco ma Re Frontolo è conosciuto anche per il Passito. Sì, noi come tutti chiaramente facciamo parte della primaria del Prosecco e quindi è un vino d'eccellenza, però abbiamo il nostro vino, il Re Frontolo Passito di OCG, che è una chicca, un vino che si produce a Re Frontolo, ha il nostro nome, quindi veramente ce lo sentiamo, qui siamo fortemente campadinisti, ce lo sentiamo nostro e appunto è questo vino Passito che insomma invito tutti ad assaggiare perché è un vino che rilassa. Questa è sempre stata una mostra molto importante che si inserisce all'interno di un contesto magnifico delle colline del patrimonio dell'umanità. Soprattutto racconta qual è la storia di un territorio attraverso il biglietto da visita principale, cioè le bottiglie del Prosecco di OCG che nasce da queste terre. È qualcosa che viene apprezzato da chi abita qui da sempre ma anche dai turisti. Quindi uno strumento formidabile per promuovere il nostro territorio, la nostra cultura e la nostra storia. Adesso per un po' ne avrete insomma di mostre, no? Di sicuro non mancano, basta vedere oggi ce n'erano 4, ma questo fa anche vedere come il nostro territorio sia veramente spumeggiante per stare in ambito di vino e abbia tanto da offrire grazie ai volontari, grazie alle Proloco e grazie a tutte le aziende che sponsorizzano queste Proloco. Un grande lavoro di comunità che fa vedere come siano proprio un territorio unito che lavora per il bene e per promuoversi. E grazie alla Regione. Beh, anche noi ci siamo a fare il nostro. Quattro le mostre visitate, 4 le mostre inaugurate quest'oggi, insomma un grande affare. Certamente, ma non poteva essere diversamente perché dietro queste mostre c'è il lavoro di tantissimi volontari che da anni si impegnano per valorizzare, far conoscere, promuovere e rendere accogliente questo territorio, queste colline patrimonio dell'umanità UNESCO e se sono patrimonio dell'umanità e di umanità è anche grazie ai volontari che dedicano tempo e passione per questo, quindi era giusto, sono arrivato in ritardo
traguardo, ma comunque una presenza qui a Refrontolo era doverosa. È da oggi pomeriggio che stiamo dietro alle primavere del Prosecco Superiore, un'iniziativa che abbiamo anche avuto il piacere di ospitare come conferenza stampa in Consiglio regionale del Veneto, che ho voluto appunto organizzare per promuovere questa iniziativa, perché quando erano nate inizialmente queste mostre, parlo di tanti anni fa, perché la primavera del Prosecco ha una data ben precisa, ma le mostre già c'erano da prima, l'obiettivo e le idee erano sicuramente molto attraenti e importanti. Noi ci troviamo in questo momento a avere un consorzio di tutela della DOCG che produce 103 milioni di bottiglie Conegliano Valdobbiadene in DOCG. Ci troviamo delle colline patrimonio dell'umanità UNESCO, e quindi un altro risultato preso nel 2019, e ci troviamo una crescita turistica di arrivi e presenze veramente in un aspetto molto positivo, un territorio che sta crescendo di più di tutta la regione Veneto. Noi siamo famosi e importanti anche a livello turistico per il nostro prodotto principe, che è il Conegliano Valdobbiadene DOCG. Non c'è solo questo prodotto, ce ne sono tanti altri di qualità, e su questo noi dobbiamo andare avanti. Sì, come sempre. Grazie mille. Grazie.